Abbiamo deciso che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 2 di agosto, che è venerdì 2 agosto, con inizio alle convocazione alle 10 per l'audizione del sindaco. Il sindaco ci sarà? E il sindaco ci sarà. Al contrario di quanto aveva comunicato precedentemente. La decisione è stata presa nel corso della riunione dei capigruppo in Consiglio Comunale svoltasi in Municipio a Mestre. Il pressing fatto in questi giorni è dunque riuscito. Hanno preso atto della nostra richiesta di Consiglio straordinario e quindi a norma di regolamento è stato deliberato che si tenesse il 2. Troppe volte questa amministrazione ha vantato il diritto di poter fare ciò che voleva perché aveva la maggioranza e molte volte noi abbiamo richiamato il dovere per questa maggioranza di fare le cose insieme e non di farle da soli. Ci sembra che queste posizioni che stanno emergendo siano, al di là dello sgretolamento, della solidità della maggioranza, siano un atto di responsabilità almeno apparente. Sia maggioranza che opposizioni pretendono chiarimenti dal sindaco che non possono arrivare dopo la pausa estiva come invece lui aveva detto di voler fare. Abbiamo chiesto i chiarimenti e abbiamo chiesto appunto che la rassicurazione che la macchina non si fermi per il bene della cittadinanza e del comune stesso. Non abbiamo fatto richieste di dimissioni, abbiamo fatto richieste che il sindaco valuti quello che ritiene migliore. Di diversa opinione le opposizioni che invece continuano a chiedere le dimissioni e mettono sul piatto comportamenti ritenuti poco consoni. È grave che abbiano scelto di farlo a Mestre il Consiglio straordinario perché in quanto straordinario doveva essere in una sede ordinaria che è quella di Venezia. Il fatto che abbiano scelto di farlo qua è come un atto di difesa, insomma un atto di un po' viltà, ecco, e questo non fa onore a questa giunta. Abbiamo fatto un po' una discussione perché all'inizio volevano addirittura confinare i cittadini solo sull'Androne al piano terra. Fortunatamente un po' la ragione li ha riportati appunto alla ragione e quindi potranno partecipare anche in questo piano qui dove siamo adesso. Il regolamento che hanno imposto, non per questa volta ma ancora dallo scorso mandato amministrativo, limita fortemente il tempo e le modalità di intervento dei consiglieri. Noi abbiamo chiesto che ci sia più tempo per discutere in un'occasione così straordinaria in attesa di mandarli a casa e di cambiare questo regolamento poco democratico. Intanto dal 31 luglio inizieranno le udienze al Tribunale del Riesame di Venezia per gli indagati. Le prime riguardano alcuni degli imprenditori soggetti al provvedimento del divieto di impresa. Per quanto riguarda l'ex assessore Boraso in carcere, il termine per l'istanza è per domani. Il suo legale attende di incontrarlo. Dobbiamo vedere se presentarla o meno. Una volta che abbiamo deciso di presentarla, poi valuteremo poi.